Nella commissione ecomafie di cui ho fatto parte abbiamo fatto un'indagine girando i territori nazionali e europei per andare a vedere lo stato dei siti delle scorie radioattive. In Italia sono decenni che stiamo cercando un posto sicuro dove mettere le scorie già prodotte e quelle che produciamo ogni anno negli ospedali e non ci si riesce a mettere d'accordo perché c'è sempre una sollevazione delle comunità locali. Immagino che addirittura voler costruire un nuovo reattore nucleare ponga delle questioni anche dal punto di vista, diciamo, del consenso territoriale piuttosto ampio. Questo non vuol dire assolutamente, a parer mio, che non si debba investire in ricerca, in innovazione. Voglio ricordare che al mondo la cosiddetta fissione nucleare di quarta generazione non è ancora stata un processo industriale e non c'è nessun progetto esecutivo prima del 2030. I costi di costruzione di una centrale nucleare di terza generazione si aggirano circa 15 miliardi di euro, costi di costruzione di 20 anni, è chiaro che stiamo parlando di tempi enormi. Mi concentrerei su quello che si può fare oggi, l'autonomia energetica del nostro Paese attraverso le rinnovabili. E da ultimo, secondo i dati del Centro Mondiale di Studio sull'Energia, nel 2050 la produzione di nucleare riuscirà a rispondere per meno di un ventesimo della richiesta di energia a livello mondiale.